Dico fil spazio in cale Mauro Missana, sticciat o calstice, investe nestri Giorgio Iannis, co saluti mandi Giorgio. Buongiorno. Dunque, George Iannis, sono un 2-3 argomenti sulle pagine Facebook Likov, notaisi perché sono in resonamenti interessanti, in che sono delle robe ogni tante che anche nos preoccupano, ecco, come i dati su telefonati e siti web, duce che vai saviodice, che sgarfai su tutto il resto, e vengono in news di voli per Sea Science. Esatto. E si domandi, ma non ha quel che clamavano il diritto di privacy? No. No, era 2 anni, non mi ricordo quanto era. Fatto sta che l'hanno esteso a 6 anni questo obbligo per compagnie telefoniche di mantenere i dati, attenzione, tutti i dati della nostra navigazione. Noi lanciavamo la notizia qualche tempo fa, adesso questa cosa è diventata definitiva, legge votata e così via, credo proprio in via definitiva, diventerà legge tra poco, e già quella volta facemmo un ragionamento molto sano a mio parere, ovvero questi dati qui non è che stanno fermi dentro un disco fisso da qualche parte in un server della Telecom o di 3, Windows, quello che è da qualche parte. Vengono utilizzati dalle compagnie, vengono utilizzati direttamente, vendendoli magari, cosa ne sappiamo? Potrebbero, sono informazioni importantissime, no? Tracciano tutta quanta la nostra navigazione, chi chiamiamo, il traffico telefonico, la lunghezza delle telefonate, non hanno forse accesso ai contatti, ma in qualche modo sì, e è da vedere cosa fanno, cosa non fanno, e questa cosa per 6 anni. In termini indiretti, poi, se questi dati vengono fatti vengono macinati dentro dei software, degli algoritmi, se ne traggono indicazioni meravigliose che riguardano la profilatura, appunto. Sono meravigliose, permettimi, ho 74. Guarda che credo che ci siano analisti dei dati, che tra l'altro è una delle professioni maggiormente richieste che nei prossimi 10 anni, se qualcuno di 20 anni all'ascolto e fa robe di scientifiche informatiche, vada subito a capire cosa vuol dire fare l'analista dei dati, data miner e robe simili, perché lì è il lavoro. Noi abbiamo a che fare con big data, con queste nuvolone gigantesche di dati, miliardi e miliardi di informazioni, scoprire in che modo trarne, drenare dei significati, trovare delle interpretazioni è uno dei lavori del futuro. Avere 6 anni di navigazione telefonica dei dati, di dove navighiamo, cosa facciamo, dove andiamo, chi siamo, cosa compriamo, dove mettiamo un like, quali sono i siti che preferiamo, tutto quanto quello che riguarda il nostro comunicare a questo punto, perché sia cellulare sia navigazione su web diventano una massa di dati preziosissima, appunto, per chi vuole profilarci perfettamente. A quel punto noi siamo delle marionette nelle mani delle aziende furbone multinazionali. Ecco, no, io stavi dando un cucca alle mie pagine Facebook per capire che mi hanno profilato. Allora, prima di tutto, vorresti fare marciapis. No, chiale, no, non vi ho sì. Dopo, che hai un apparecchio per il computer da Banggold, che è un altro di che botteghe online poi famose, dopo vedi che... Va bene. Dai, fa marciapiedi può dare sé il futuro, anche perché queste idee non è neanche tan male, comunque. Per fare i marciapiedi? Sì. Un'ottima idea, infatti. chissà cosa hai cercato affinché venisse fuori una pubblicità. Io sai, dulaco voi generalmente, anche perché Sicilia, insomma, di sapere sempre i pui robe. Dunque, le pagine Likov, che è un argomento che torna ring. E dopo chi stesso discorso. È un ragionamento interessante, non lo vai fatto, però conta un po'. Questo è molto interessante. Anche questo, appunto, qualcuno aveva alzato dei sospetti, ha avuto dei sospetti riguardo questa manovra con cui Matteo Renzi un anno fa, non sapendo cosa fare degli spazi dell'Expo di Milano, bisognava subito inventarsi qualcosa, è arrivata IBM. IBM è un sistema che si chiama Watson, come l'aiutante di Sherlock Holmes, no? Elementare Watson, infatti. E gli ha detto, no, ma facciamo così, noi mettiamo giù il nostro sistema computer, analisi dei dati, centro di calcolo gigantesco, uno dei computer migliori al mondo per fare queste cose, proprio lì a Milano.
costruiamo indotto, occupazione, prendiamo su un po' di gente, lavoriamo, qualifichiamo il territorio, questo e quell'altro, però in cambio tu ci dai, questo si è scoperto, i dati della sanità lombarda e anche forse quella italiana che passa attraverso i sistemi informativi certo della sanità. Questo vuol dire sapere tutte le cartelle cliniche di tutti, cioè poi magari avrebbe anche un significato positivo, cioè sapere ad esempio dei criteri di epidemiologia, sapere la diffusione di certe malattie, dove intervenire, zone di inquinamento, patologie particolari che statisticamente emergono. Fatto sta che pare che l'Unione Europea, questo sì è la notizia, ha chiesto a questo punto all'Italia: senti, ma perché tu vuoi regalare i dati dei cittadini? C'è un problema serissimo di privacy, non sono dati personali, sono dati sensibili proprio quelli che riguardano la salute. Perché vuoi regalare tutti questi dati all'IBM? Che ovviamente poi avrà suoi anche vantaggi. Tra l'altro pare che Renzi abbia promesso anche 60 milioni, un euro per ogni cittadino italiano all'IBM, perché loro si potessero insediare lì e avere quello che ripetiamo è il petrolio, l'oro del XXI secolo, cioè i dati preziosi, dati strutturati, dati precisi sulle indicazioni delle sanitarie, delle patologie diffuse in Lombardia, e poterne quindi trarne indicazioni che poi magari verranno vendute, dicevamo l'altra volta, aziende farmaceutiche, alle assicurazioni. Chiaramente se tu fai un'assicurazione ragiona diversamente se viene a sapere che tu hai certe patologie piuttosto che altre, no? Ti dice, ti costa di poi. Certo, ti dice voglio fare un'assicurazione sulla vita, però loro sanno che tu probabilmente in 5 anni sei dall'altra parte e ti dicono benissimo, allora paghi 2 milioni di euro perché il premio, perché non è che posso rifarmi sapendo. No, le inquietanze che tu hai tirato fuori. Certo, si cominciano a toccare argomenti molto delicati. E qui purtroppo qual è il fatto? Che li maneggiano come se fossero sciocchezze, bagigi. No? Renzi che deve promettere qualcosa a qualcuno. Cosa non menacci in volto, sai, però perché lui un anno fa era ancora lì a cercare di fare. Ma non è il tuo amico Oppola che va di consigliarlo? Non voglio sapere di queste cose, che se arrangino loro. Se tu permetti, sono robe santianette, perché lui, che sono robe skill, lei sa, insomma, lei è esperta e competente, quindi. Però, una dichiarazione, onorevole, cosa ne pensa del fatto dell'IBM a Milano? Starebbe da chiedergli, certo. Ma per me si può fare tranquillamente, sarà lui che la rispinderà in una maniera in che altre, è pazzesco però. Tu sei sull'argomento, il voto elettronico, ecco, che è une robe di une bande anche pericolose per certi SPS. Sì, in realtà il ragionamento è quello contrario, cioè il voto elettronico, negli Stati Uniti ce n'è, sono venute fuori parecchie polemiche perché le macchinette non erano sicure, sono successi dei pasticci, come anche il voto elettronico in Lombardia per il referendum recente che hanno fatto i lombardi. È una cosa che è ovvia, è che non è